Buonasera ai titoli di Sicilia 24. C'era una talpa nel Tribunale di Palermo che passava informazioni al cugino del boss della Calza, Luigi Abbate, arrestato commesso giudiziario, intercettato mentre fotografava i fascicoli di indagine. A Palermo nessuna arma è movente per l'omicidio del cameriere algerino. Domani udienza di convalida del fermo del collega tunisino che nega l'omicidio. Non si danno pace i familiari di Ayman, il sedicenne morto 8 mesi fa dopo essersi dato fuoco a Merì, in provincia di Messina. Il fratello: non credo al suicidio, vogliamo la verità. Il caro voli arriva a Bruxelles. La Commissione europea vuole vederci chiaro sugli aumenti spropositati dei biglietti, soprattutto nei periodi festivi. La City di Catania nel degrado, Corso dei Martiri e Corso Sicilia tra rifiuti e abbandono. I progetti di riqualificazione sono fermi da anni. Calcio per il nuovo allenatore del Catania in corsa Baldini, Lucarelli e Maran. Domani intanto i rossazzurri tornano in campo con la Coppa Italia. In panchina contro il Picerno siederà Zeoli. Vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera sfiderà il Brescia. Ai rosanero serve una vittoria, scaccia crisi. Buonasera, una talpa alla Procura di Palermo, un commesso giudiziario è stato arrestato dalla polizia nell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. È accusato di aver fotografato i fascicoli di indagini in corso durante il trasferimento da una stanza. È avvertito il nipote del boss della Calza, Luigi Abbate, soprannominato Gino Mitra. Sentiamo Manlio Viola. Sono almeno 2 le indagini che hanno rischiato di saltare per la fuga di notizie dal Palazzo di Giustizia di Palermo. Indagini per corruzione, falso e rapina, arenatesi quando gli indagati vennero avvertiti di essere sotto indagine e improvvisamente smisero di parlare al telefono, cambiarono le SIM e iniziarono ad essere più prudenti. Parte da qui l'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che ha permesso di identificare la talpa, un commesso giudiziario incaricato di portare i fascicoli di indagine da una stanza all'altra, che durante il percorso si fermava a fotografare gli atti per mandarne copia agli indagati. Si chiama Feliciano Letta e per lui oggi sono scattate le manette. Precario ex PIP della regione siciliana, trasferito in procura, è genero dell'imprenditore Vincenzo Passantino, titolare di una ditta di trasporti sottoposta a interdittiva antimafia. Il sabato, giorno di riposo a Palazzo di Giustizia, lavorava per l'azienda di famiglia. Ad incastrarlo sarebbe stato un virus Trojan che la polizia è riuscita a installare nel suo telefonino. I sospetti su di lui iniziano quando 2 indagati per una rapina, parlando fra di loro, nominano Letta poco prima di cambiare le SIM dei telefonini. Scatta l'inchiesta e la polizia installa il Trojan nel telefono del commesso e così intercetta le foto fatte ai fascicoli e mandate in giro per Palermo. Il secondo episodio di favoreggiamento riguarda un indagato per corruzione e falso che verrà informato delle intercettazioni in corso a suo carico e persino della proroga delle indagini di cui ancora non dovrebbe essere neanche a conoscenza. Una vera e propria doppia vita quella del commesso secondo la DDA che ha condotto le indagini affidate alla polizia. Ma l'operazione è tutt'altro che finita, come dice nelle sue poche righe, confermando l'arresto il procuratore Maurizio De Lucia. In giornata numerose perquisizioni e quasi certamente emergeranno nei prossimi giorni altri episodi e altre fughe di notizie. L'omicidio del cameriere algerino a Palermo, il presunto killer nega di aver ucciso Samir. Domani l'udienza di convalida del fermo. Oscuro appare anche il movente. Adelaide Barbagallo. È stata fissata per domani l'udienza di convalida del fermo di Ali El Abdel Baghera, il cameriere tunisino accusato di aver ucciso con 3 colpi di pistola in via Roma a Palermo la notte tra venerdì e sabato il cameriere algerino Badr Samir Bougemai. L'uomo nega però ogni suo coinvolgimento. Con quel delitto non c'entro nulla, non mi rovino la vita per un cliente in più e in meno, ha detto durante l'interrogatorio davanti al PM Vincenzo Amico e ai carabinieri. Sono stato al locale dalle 11:30 del mattino e non mi sono mai allontanato, ha detto Baghera davanti al suo avvocato. Lavoro da mio cugino come previsto dal tribunale. Alle 23:45 mi sono diretto verso casa nella vicina via Benedetto Gravina, ospite di mia cugina e del marito. Il tunisino, che era arrivato a Lampedusa con
un barcone, aveva subito una condanna per l'incendio di materassi e suppellettili nel centro di accoglienza dell'isola. Per buona condotta era stato successivamente scarcerato e messo in prova. A mezzanotte, come stabilito al tribunale, doveva rientrare a casa. Eppure ci sarebbero le telecamere della zona in cui è avvenuto il delitto che lo inchioderebbero, ma lui nega di aver ucciso Samir. Nel corso dell'interrogatorio ha ammesso di conoscere il cameriere algerino, ma ha aggiunto di non aver mai avuto screzi con lui. Un delitto dal movente tuttora poco chiaro. Intanto sono stati depositati i verbali di alcuni oggetti sequestrati al presunto assassino, elementi anche questi preziosi alle indagini. Non si dà pace il fratello di Ayman Serti, il giovane marocchino trovato carbonizzato il 16 febbraio a Merì, in provincia di Messina. Sono trascorsi 8 mesi e la famiglia chiede ancora di conoscere la verità, non credendo all'ipotesi del suicidio. Francesco Triolo. Tanto un ragazzo come Ayman non credo che si suicidi. 8 mesi di silenzio, 8 mesi in cerca di verità. La famiglia di Ayman Serti, il sedicenne marocchino che lo scorso 16 febbraio è stato trovato semicarbonizzato nel grande parcheggio di Piazza Italia 90 a Merì, paese tra Barcellona e Milazzo, nel messinese, non crede all'ipotesi del suicidio. La famiglia di Ayman adesso ha deciso di cambiare avvocato e chiede che venga fatta luce sulla sua morte. Vogliamo noi giustamente la giustizia, sapere la verità, in qualsiasi modo. Vogliamo cercare la verità. Il fascicolo d'inchiesta aperto in procura a Barcellona in un primo momento ipotizzava il reato di omicidio, quindi è stato trasformato in istigazione al suicidio, ma Ayman è morto lasciando tanti dubbi e punti interrogativi. Perché? Come? Cosa è accaduto da quando il ragazzo è uscito da casa per andare ad acquistare delle pizze? Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quella sera Ayman, dopo aver ordinato le pizze, sarebbe andato dall'unico benzinaio del paese e avrebbe acquistato €1 di benzina. E poi la tragedia, una ricostruzione alla quale la famiglia non crede. La prima cosa aveva solo 16 anni. La seconda cosa era un ragazzo pauroso, hai capito? Dormiva vicino a mia madre e quel giorno lo stesso è andato a prendere pizze. Uno che si suicidia non va a prendere pizza, perché io sono andato dopo di lui, no? E quella signora che fa le pizze ha detto che mio fratello ha ordinato 3 pizze, poi si è scomparso. Anche lo stesso giorno lui aspettava mio padre, che quel giorno è venuto a dargli i soldi e trovarci. Quindi io, da queste cose, io non credo che si è suicidato. Il caro voli finisce a Bruxelles, la Commissione europea vuole vederci chiaro sugli aumenti spropositati dei biglietti, soprattutto nei periodi festivi che penalizzano le isole. Emanuela Corsi. Biglietti più cari anche del 30% nel giro di 4 anni e profitti eccezionali per le compagnie aeree. Il caso del caro voli arriva a Bruxelles perché anche la Commissione europea vuole vederci chiaro, chiedendo una spiegazione dettagliata e completa ai vettori. Le più colpite dagli aumenti spropositati sono le isole, con la Sicilia in testa, dove le tariffe salgono alle stelle in vista del Natale, ma anche nei periodi estivi. È vergognoso impedire alle famiglie di ricongiungersi per quando si tratta addirittura di €500 a tratta. È incredibile che ci siano prezzi del genere. Personalmente però questo mi è capitato anche fuori dal periodo di Natale, mi è capitato delle volte di dover rientrare per ragioni di lavoro, di incontri politici eccetera, o di incontri con i cittadini e spendere una volta €591 per un biglietto. Da parte dell'Unione Europea non ci sarà comunque nessun intervento sul libero mercato, anche perché l'esecutivo non può agire come regolatore nella microgestione dei prezzi o imporla. Stiamo parlando di un servizio e quindi i servizi devono entrare in una logica di prezzo equo, quindi se ci sono speculazioni eccessive rispetto al valore assoluto che può avere un volo, l'Unione Europea può intervenire sanzionando. Ad esercitare questa pressione, un'indagine dei servizi della commissaria responsabile Adina Valean, che ha trovato subito il favore del ministro Urso e del governatore della Sicilia Renato Schifani, preoccupato da biglietti dal nord Italia all'isola che per le festività arrivano a costare solo andata già oltre i €300. Ma a sperare che questa verifica europea porti a un'azione incisiva ci sono soprattutto i consumatori, con il Codacons che chiede un intervento comune a livello europeo per bloccare gli algoritmi e Assoutenti che invece invoca sanzioni esemplari verso le compagnie scorrette.
Piano regionale dei rifiuti da rifare in Sicilia per permettere la realizzazione dei 2 termovalorizzatori previsti dal governo Schifani. Il Ministero dell'Ambiente chiede l'aggiornamento del piano. Maglio Viola. Non ci sarà nessuno stop al percorso dei termovalorizzatori in Sicilia, ma un nuovo rallentamento, quello sì. E nel frattempo a rallentare ulteriormente il percorso ci penseranno le barricate annunciate dalle opposizioni regionali in aula. Il governatore Renato Schifani ha convocato il tavolo tecnico per la revisione del piano regionale dei rifiuti, un passaggio necessario dopo che da Roma i tecnici del Ministero dell'Ambiente hanno posto una questione di metodo. Per approvare i 2 termovalorizzatori previsti in Sicilia occorre prima revisionare il piano rifiuti. Dunque ok all'accordo fra Schifani e il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, ma per dimensionare gli impianti occorre conoscere con precisione la produzione di differenziata e di frazione secca non riciclabile. In tempi brevi è stata così predisposta la nuova bozza di aggiornamento del piano rifiuti della Sicilia, che adesso passa al tavolo tecnico e poi diventa norma da affrontare in Parlamento. Ma le barricate annunciate da PD e 5 Stelle sono su un aspetto specifico della nuova bozza, ovvero l'annullamento del limite dei 3 km di distanza fra gli impianti di smaltimento e i centri abitati. Una guerra di principio e di comunità che rischia di far slittare ancora una volta tutto e proseguire di emergenza in emergenza. Una breve pausa, ci fermiamo, torniamo con altri servizi. Nata come la City di Catania, Corso Sicilia e Corso dei Martiri sono abbandonati nel degrado in attesa di interventi di riqualificazione, ma i progetti sono fermi da anni. Tonino De Mana. Siamo in pieno centro storico a Catania, alle spalle abbiamo il Corso Sicilia e quello che vedete è un marciapiede, o sembrerebbe tale perché praticamente è impossibile percorrerlo. Guardate quello che c'è a terra, rifiuti di ogni genere, scarti edili, gomme, vetro e l'immancabile Eternit. Il salotto buono di Catania trasformato in pattumiera, di giorno affollato anche grazie alla fiera e di sera, senza controllo, con episodi di microcriminalità che non lasciano dormire sonni tranquilli. Sono tante le segnalazioni alle forze dell'ordine e alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005 provenienti da Corso Sicilia e Corso dei Martiri, che da anni attendono progetti di riqualificazione. Un'operazione rilancio che passa di amministrazione in amministrazione, di sindaco in sindaco, con la speranza sempre che sia la volta buona. Nel frattempo il centro storico è quasi un dormitorio a cielo aperto e al calar della sera la sicurezza è un optional. La mattina spesso e volentieri mi sveglio con spazzatura davanti alla vetrina, gente che mi dorme accanto, coperte, robe varie. C'è tanta gente che è anche spaventata, molti mi capitano che entrano dentro il negozio per paura. Ah, la borsa è quello, mi hanno rubato quell'altro, entrano, hanno paura e li devo chiudere dentro. Sono stato anche un po' di mesi fa, qualche annetto fa, aggredito io con una persona, che c'è una denuncia anche fatta di un lancio di un bottiere di vetro e quant'altro, perciò non ne possiamo più veramente, siamo proprio esausti di queste cose qua. Sotto i portici di Corso Sicilia il degrado è sotto gli occhi di tutti, si gettano i rifiuti e si bivacca. Poco più avanti le fosse di Corso dei Martiri attendono che dai cassetti di Palazzo degli Elefanti si tirino fuori i progetti esecutivi e intanto ospitano senza tetto che trovano alloggi di fortuna scavalcando le recinzioni. Da queste parti dovrebbe sorgere un parcheggio multipiano che potrà ospitare 350 auto. L'ultima parola spetterà al comune che a sua volta attende i privati. Il 2024 potrebbe essere la volta buona. Sicilian Holiday, un sogno fatto in Sicilia, è una commedia romantica che esalta le bellezze della nostra terra. Nel cast anche l'attrice Claudia Gerini, per noi l'ha sentita Marco Gullà. È stato presentato questa mattina all'Assemblea regionale siciliana Sicilian Holiday, un sogno fatto in Sicilia, una commedia romantica ambientata appunto nella nostra terra e in particolare a Sciacca e che racconta la storia di Mia, una giovane attrice dal passato tormentato che si innamora di Nino, uno scultore di Sciacca ricco solo del suo talento. Protetta dal senso di comunità del piccolo borgo siciliano, dalla bellezza dei luoghi e della gente, Mia subisce una trasformazione che la cambierà per sempre. Fa parte del cast anche Claudia Gerini, oggi a Palermo per la presentazione della commedia. Nel film lei è Francesca. È una ex showgirl che ha lasciato un po' la sua carriera per le figlie e per sposare questo imprenditore siciliano che però l'ha portata a Londra. Per 20 anni vivono a Londra e adesso quindi
è un ritorno inizialmente travestito da esperienza diversa, in realtà poi vedremo che c'è dietro la storia di questo marito un'esigenza proprio di tornare qui e di riprendersi quello che non hanno più coltivato, quello che hanno forse dimenticato vivendo fuori. Il film è un omaggio alla Sicilia. Vuole proprio esaltare l'autenticità e la bellezza e la ricchezza che abbiamo qua in Sicilia, e quindi siamo felici di presentarlo e speriamo in futuro, già abbiamo altre idee di sviluppare altri progetti cinematografici, perché poi il cinema riesce veramente a portare una visione e nel mondo quello che abbiamo qua, che non è stato raccontato. Breve pausa, poi il calcio. C'è il calcio, volata a 3 per il nuovo allenatore del Catania, in corsa Baldini, Lucarelli e Maran. Domani intanto si scende in campo per la Coppa Italia. In panchina contro il Picerno siederà Zeoli. Tonino De Mana. Baldini, Lucarelli, Maran, in rigoroso ordine alfabetico, perché le quotazioni dell'uno o dell'altro salgono e scendono tipo montagne russe. Sono ore concitate e febbrili in casa Catania, con la dirigenza etnea a caccia del successore di Tabiani, silurato insieme al suo staff tecnico e al DS Laneri, dopo la sconfitta di Potenza, la quinta in 12 partite, forse la più deludente dal punto di vista del gioco e del carattere. 3 ex in corsa per la panchina rossa-azzurra, tutti conoscono bene la piazza e sanno a cosa andranno incontro in termini di critica ed in termini di passione e pressione. Maran, prima di liberarsi, dovrà risolvere alcune pendenze economiche con il Pisa. Dopo l'esperienza di Terni, invece, Lucarelli può accasarsi in Serie C grazie ad una nuova regola che consente agli allenatori esonerati in B entro il 20 dicembre di poter trovare una nuova collocazione. Sono in attesa di una chiamata anche Ajeti e Javorcic. E poi c'è il nodo DS: se dovesse arrivare Baldini, la scelta potrebbe ricadere su Castagnini, altro ex rossa-azzurro, ma il nome caldo è quello di Faggiano, che ha lavorato nel Parma della Cavalcatena con l'attuale DG Carra. L'annuncio dell'allenatore e del nuovo direttore sportivo è atteso nelle prossime ore. Domani alle 21 intanto il Catania torna in campo per il secondo turno di Coppa Italia. Al Massimino arriva il Picerno e sulla panchina rossa-azzurra siederà Michele Zeoli, tecnico della Primavera e già vice di Ferraro. Per ovvi motivi è prematuro parlare di formazione, probabilmente scenderà in campo chi ha giocato meno. In ogni caso tutti avranno voglia di riscatto per convincere e scalare gerarchie in vista della nuova conduzione tecnica. Il Catania Football Club ha integrato il proprio consiglio di amministrazione nominando il consigliere Marc Bresciano. La visione di Marc, uomo di grande esperienza internazionale in ambito calcistico e imprenditoriale, spiega il vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella, consente al Catania di crescere ed è motivo d'entusiasmo. Il nuovo consiglio di amministrazione del Catania è composto da Rosario Pelligra, presidente, Vincenzo Grella, vicepresidente e amministratore delegato Marc Bresciano, consigliere. Andiamo ora a Palermo, vigilia di match appunto per i rosanero che domani al Barbera sfideranno il Brescia nel recupero della seconda giornata di campionato. Corini ad un bivio. Marco Gullà. Eugenio Corini non rischia la panchina, ma già a partire dalla gara interna di domani contro il Brescia deve invertire il trend degli ultimi 270 minuti. In 3 partite un solo punto e per lo più al Barbera i rosanero continuano a fare male. Ecco perché il recupero della seconda giornata contro il Brescia, in programma alle 18:30 di domani, diviene già uno step fondamentale per la compagine rosanero. Si è fatto male intanto Di Francesco, l'ex Lecce ha rimediato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato la fisioterapia per cercare di recuperare nel più breve tempo possibile, ma tornerà dopo la sosta di campionato. Corini però può nuovamente contare su Di Mariano e Koulibaly, che faranno parte dei convocati per la gara contro le rondinelle. Potrebbero trovare spazio nel corso del match, ma non partiranno titolari. Un nuovo bivio per il Palermo e per Corini, che per scardinare la sua ex squadra si affiderà ancora al 4-3-3 e al tridente con Insigne confermato a destra, Mancuso nell'ibrido ruolo di esterno sinistro accentrato, mentre Brunori confermato al centro. L'allenatore bresciano sotto pressione a 180 minuti per far cambiare direzione al suo Palermo. Domani il Brescia, poi domenica, sempre in casa, ci sarà il Cittadella. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.